benvenuti nel FIFA Street World Cup in Villa Elizza! Signori, oggi giocheremo ad una modalità di FIFA Street che si chiama Last Man Standing. Che vuol dire? Traduzione? Chi segna viene eliminato. Chi segna vince o chi vince perde? No, giocheremo un 5 contro 5, Brasile contro Argentina. Vincerà chi avrà eliminato tutti i calciatori dal proprio gruppo. In che senso? Chi segna viene eliminato dalla partita. Bene. Quindi è anche un gioco di strategia, perché se segna subito il giocatore più forte non ce l'abbiamo per tutto il resto della partita. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, a tutti quelli che trovate in collaborazione, e fatemi sapere se conoscete questa modalità di FIFA Street. Allora signori, prima che comincia la partita dobbiamo un attimo capire la strategia, perché come vi ho detto l'obiettivo è eliminare tutti i calciatori dalla propria squadra, però non dobbiamo far subito fuori il calciatore più forte. Ricordatevi che nessuno di noi è scarso, però io mi metto a punto e passatemi la palla e devo fare gol e devo uscire per primo. Non ci interessa, possiamo andare sotto anche di 4 gol, tanto è l'ultimo che vince, quindi ce lo giochiamo così. Dai, forza, forza! Vamos! Grandi scopi. Ovviamente cosa importante che non ho specificato prima è che l'ultimo giocatore di movimento, se viene eliminato, automaticamente vince l'altra squadra, quindi non viene considerato il portiere come ultimo giocatore. 3, 2, 1, via! Bravo Mirko! Inizia. Che parata! Calcio e mezzo, ancora il... Il corpo è sbagliato, ragazzi. Quando arriva la palla così, non dovete andare così, dovete andare così. Tati! Higuain! Non è vero! Faccia le gambe, chiudile Giovanni! Andre! Bravo Giovanni! Ragazzi, mi raccomando, Ora esco io. A me si è fratturato, Andrea, se E mi che ci cazzo mi fa male? facevo manco a camminastri fratturato, sì, fidati. Andrea. Manco a camminare. Ok, tocco Ti fa colpire male, piano la palla. fa mi fa male, male. hai preso la contusione forte, presa, non male che ti fa. Spero che ti rompi il crociato. Sì, provi il dolore, Dio. Il portiere vale se segna, però vale soltanto come punteggio, non vale come giocatore che No, in esce. verità, sai, se segna il portiere deve andare uno di movimento a porta. Quindi non conviene segnare il Questa portiere. regola non la conosco, però sto io fuori e quindi vediamo come va. Dario ormai gioca da uomo aggiunto. È bello lo scavetto qui per Tatino che prova il tacco al volo. Me lo odio quando gioca così. Ecco Mirko F, si ferma Fuse che ricordiamo un po' infortunato dopo i colpi di Dona in altre circostanze. Di Dona che qui perde il pallone. Ecco Sciale Boom ancora dentro per Fuse dall'altra parte. Si cerca a tutti i costi Tatino che segna, quindi 1-1 Brasile-Argentina, fa Metagrams 4 contro 4. Io e Tatino abbiamo segnato, probabilmente i più scarsi di questa partita. Vediamo. Però se entrava il primo tiro. Dario che ormai gioca fuori dai pali. Mirko non pressa abbastanza Sciale Boom che può cercare con un bello scavetto qui. Fuse Gamer, che parata qui del brasiliano che mette in porta praticamente Mirko, il palo clamoroso colpito dal Brasile. E riparte l'Argentina, 1-2 involontario con Om, che bel tacco qui di Mister che cercava Fuse Gamer. Adesso da una parte all'altra si va, esce Dario, Marigno non sa cosa fare, torna dietro saggiamente per Mirko, ancora sfortunato il Brasile, sfortunato Mirko F. Ecco Dario, qualche spiraglio, così torna in difesa da Sciale Boom ancora dall'altra parte per Dario per Hermoso, deviata la palla qui da Marigno. Riparte l'azione, riparte l'Argentina con Hermoso, dall'altra parte per Nico Paz. Ecco qui Hermoso il tiro! Quindi ecco Dario, bella qui la palla di Dario per Antò, la solita giocata di Antò, c'è il mastino addosso, si torna ancora da Dario non calcia ovviamente, si torna dietro, Antò, l'Argentina gioca meglio in questa circostanza, si torna ancora dal portiere, la palla si alza per qualche dossetto e poi c'è Didona che fa fuori Fuse Gamer con una finta e poi pensa di giocare su un campo a 11, non serve bene Mirko. Riparte l'Argentina, riparte l'azione
qui la Pulce cercava una bella giocata, che sinistro bello qui del Mocio, ma parato dal portiere Michele. Si torna da un portiere all'altro. Ecco ancora Antò, si va dall'altra parte, palla corta ma arriva ugualmente a Scialeboom. Lavora invece per il portiere, tallonato da Mirko. Bella qui l'azione, è un 2 contro 1. Ecco qui Fuse Gamer cerca forse il tacco, il tiro deviato, calcio d'angolo. Dario dice segniamolo almeno un gol, è importante perché ricordiamo che la modalità premia la squadra che prima dell'altra arriva con meno calciatori, anzi li elimina tutti. Qui è un 3, anzi è un 4 contro 1, c'è Andrea. Fuse, che parata di Michele. Antonio dice non ci fissiamo, segniamo. Vediamo chi tra le due squadre segna per prima. La finta di Om, ancora Om, dentro per Didona, ancora Om, vediamo se va alla conclusione, nessuno calcia, ecco qui la palla per Mirko! Arriva il 2-1 del Brasile, probabilmente è proprio la tattica che cercava la squadra verde e oro, il gol di Mirko. Ecco Dario, arriva tu per tu col portiere, calcia, adesso cambiano calciatore in porta e quindi il portiere diventa cambio portiere abbiamo fatto. Sì, perché ha segnato Dario. Ma il gioco non è a gol, gioca chi elimina prima tutti i giocatori. Sì, che elimina prima tutti i giocatori della sua squadra. Non vale sto gol. Adesso non dobbiamo far segnare Sciale. Quindi adesso il portiere fuori dai pali, c'è Dario e c'è Sciale come ultimo uomo, o meglio come portiere. Qui perde palla l'Argentina, che giocata qui di Omarigno, ricordiamo nel suo anno prime, ma viene subito rimontato da Antò. Siamo 2-2, qui il pallonetto di Sciale dall'altra parte per Michele. Didona dice sali al portiere o probabilmente ad Om, che lo fa proprio in questo preciso istante. Salgono entrambi, la porta è sguarnita. Didona passa ad Om che sfonda la porta e quindi il Brasile è a un passo dalla vittoria di questo FIFA Street World Cup 2026, perché c'è 1 contro 3 uomini di movimento. In questo caso torna Sciale in attacco, è l'unico a dover segnare del Brasile. Se segna lui, il Brasile vince questa challenge. Ecco Domenico, il bastino tira palo clamoroso. C'è Sciale, dall'altra parte c'è soltanto Fuse, non viene servito perché Didona se la porta fuori, purtroppo per lui. Ma è veramente un Rottweiler, perché da solo contro 4 praticamente sta tenendo benissimo. Ecco Fuse! Il tiro, il gol, si elimina anche Fuse dalla partita e quindi è un 2 contro 3, o meglio 1 contro 2, perché il portiere non vale, lo ricordo. Ora il Rottweiler che affronta tutti e due. Antonio cerca di affondare il colpo, c'è Michele da solo contro 2, se la butta da solo sul piede, batte subito l'Argentina. Adesso i minuti sono dalla parte dell'Argentina che vanno in gol con Antò. Saluta la partita e quindi è 1 contro 1, Didona contro Dario. Ecco Didona, servito da Michele. Ancora sul sinistro, se la porta il tiro! Di Didona sul primo palo che chiude questo FIFA Street World Cup 2026 con la vittoria del Brasile, signori. Om, io la faccio alzare a te perché il tuo anno e sei Omarigno quest'anno. Sì, però in questo caso la dovrebbe alzare lui, il nostro tutti. Applausi comunque all'Argentina. Oh, non mi guardare però. Non mi guardare! C'è nervosismo da parte del Mocio, mi dispiace perché non ha giocato come poteva. No, vabbè, sarà l'ultimo video di calcio in villa. Ma come Andri? Mi dispiace, è uno scempio vedere così queste cose. Già sto da fermo, è meglio. Chef. Le sfide di cibo, andiamo Andrea, torniamo a fare. Chef, guarda che guarda. Chef, la prossima volta giochi tu al posto mio? Sì. Quindi ragazzi, fateci sapere qui sotto se questo video FIFA Street World Cup vi è piaciuto, magari lo ripetiamo l'anno prossimo, sempre se ci sarà la vita. Lasciate almeno quanti like, dai? 118.000. 118.000 like e ripetiamo il FIFA World Cup l'anno prossimo.